Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Nel video post partita di Cagliari Sampdoria, finita con il risultato di 2-0, anche se secondo me vabbè. Allora, parliamo della partita. Questo video esce in ritardo perché sono tornato soltanto oggi a casa, però la partita l'ho potuta vedere e la cosa principale che mi sento di dire è che abbiamo vinto, però secondo me non abbiamo giocato benissimo. Ehm, Non ho capito bene la scelta di Di Francesco nello schierare Rog come esterno, infatti si è rivelato un fallimento. Durante la partita Marin non è stato proprio il massimo. Simeone dopo un paio di partite che comunque era abbastanza in palla, segnava, ieri, ha giocato un po' in maniera insipida, non è stato il solito Simeone. Nandez, ragazzi, che gli si può dire a Nandez? Cioè, Nandez ormai è Dio. Dio è Nandez e Nandez è Dio, cioè, è allucinante. Poi c'è anche da dire che, ok, abbiamo giocato contro la Sampdoria, però è stata, credo, la prima partita, sì, è stata la prima partita quando è cominciato il campionato in cui il Cagliari non ha subito una rete. E c'è anche da dire questo che oggi, cioè ieri, il Cagliari, se non erro, non ha subito nemmeno un tiro in porta, che è una cosa eccezionale. Ok, abbiamo giocato contro la Sampdoria e la Sampdoria, tolti Quagliarella e Ramirez, forse un po' Damsgaard, comunque là davanti non è che abbia chissà che ti possa mettere in difficoltà. Però noi concediamo sempre, costantemente, qualsiasi sia la squadra che affrontiamo. E il fatto che siamo riusciti comunque a non far creare nulla in fase offensiva alla Sampdoria è un grandissimo passo in avanti. Spero che sia un grandissimo passo in avanti, anche perché alla prossima ce la giochiamo contro la Juve, quindi sarà difficile, anche se è tra 2 settimane. Purtroppo adesso c'è la sosta, maledizione. Però tre punti assolutamente fondamentali. Dopo il passo falso di Bologna serviva una vittoria e la vittoria è arrivata. Però ripeto, io non riesco a concepire il fatto di Rogge esterno, anche perché poi quando è uscito Marin per Sottil e Rog è ritornato sulla mediana, si è visto quel Rog che io ho amato alla pazzia l'anno scorso. L'ho visto perché erano un paio di partite che Rog a me personalmente non piaceva. Io so che l'Eccelso tiene molto al discorso Rog, lui è un roghiano in tutto e per tutto, ma anche io adoro Rog alla follia per la cattiveria, per ehm, l'agonismo che mette in campo. Però c'è da dire che secondo me nelle ultime partite è stato molto molto sottotono. Sarà perché magari non ricevendo palloni tutto quel lavoro sporco che di solito fa è passato meno agli occhi? Probabile. Però ritengo che in queste partite non avesse giocato come potrebbe fare. Ieri mi è piaciuto a me Rog. A me Rog ieri è piaciuto. Mi è piaciuto tantissimo Zappa, anche se in fase difensiva deve decisamente migliorare, anche se qualche contrasto l'ha vinto e ha, se non mi sbaglio, bloccato comunque qualche palla sulla fascia destra in fase di contenimento. Ligo Giannis si sta confermando a suon di prestazioni sufficienti, non stiamo parlando ovviamente del miglior terzino del mondo, anche lui molto molto carente in fase difensiva, però il suo lo sta facendo e rispetto a quelle che erano le prestazioni degli anni scorsi si sta decisamente migliorando. Io spero che continui così perché io ovviamente ci scherzavo abbastanza, Lico Giannis è una pippa, Lico Giannis è così, Lico Giannis colà. Però quando poi un giocatore ci smentisce, per noi è la gioia più grande scoprire di avere torto. Quindi se deve succedere io sono la persona più felice del mondo e sono contento che stia succedendo con Lico Giannis, sperando che non sia un fuoco di paglia ovviamente, perché altrimenti è tutto un cazzo fa sto discorso. Poi Joao che si accaparra ancora di più il secondo posto tra i marcatori di sempre del Cagliari.
200 presenze con la maglia del Cagliari, sempre di più il capitano, assolutamente, sempre di più il capitano. E a questo punto vi volevo chiedere due cose. Primo, che cazzo di fine ha fatto Ceppitelli? Cioè, per carità, a me Godin e Valukiewicz vanno benissimo come centrali, ma Ceppitelli che fine ha fatto? Non lo so. E intanto gol dell'Atalanta. Vabbè. Gaston Pereiro. Raga, Gaston Pereiro, dove sta? Cioè, io l'ho visto che l'hanno fatto un'inquadratura a fine primo tempo, ma dove sta Gaston Pereiro, raga? È sparito, è sparito. E poi che altro volevo dire? Ah, Rosico per il gol di Sottil, perché era un'azione bellissima, purtroppo un asse era veramente in fuorigioco millimetrico, secondo me, devo essere sincero, nemmeno c'era, nemmeno c'era. Però comunque la partita l'abbiamo vinta e non mi sento di attaccarmi a questo episodio arbitrale, anche perché comunque per esempio l'arbitro ha dato il rosso a Ugello, che secondo me c'era tutta la vita, perché quello era fallo da ultimo uomo, quindi quello è rosso e ci sta assolutamente, quindi ogni tanto il VAR le cose le azzecca. Però rosico, perché Sottile il gol se lo meritava. Speriamo si possa rifare con la Juve, perché no, non sarebbe male. E niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!